Ciao ragazze, buongiorno, come state? Sono Maria Veneziano. Oggi un nuovo tutorial davvero divertente, facile e molto decorativo. Ma di che cosa si tratta? In questi giorni nella pagina Facebook, nel mio profilo e anche su Instagram ho pubblicato più volte che cosa? Dei cartoni delle uova. Ebbene sì, queste le ho realizzate con dei cartoni delle uova. Cartoni delle uova sono queste, per intenderci. Con i cartoni delle uova infatti puoi realizzare un sacco di cose. Ecco, io per la verità ne ho utilizzate tantissime. Pensate che per realizzare questa composizione floreale ho utilizzato circa 1500 alveoli dei cartoni delle uova, alveoli tagliati tutti ad uno. Queste ghirlande poi hanno fatto il giro d'Europa perché oltre che essere esposte nei saloni italiani sono state esposte in Francia, in Belgio e anche in Spagna. Allora, pronte per realizzare insieme a me questo tutorial? Io poi vi insegnerò a recuperare completamente questa scatola, nel senso che parte di questi recuperi serviranno per realizzare le ghirlande, altri invece potrete fare delle altre cose, degli altri fiorellini, ok? Io le ho utilizzate all'interno della mia abitazione, però tranquillamente possono essere posizionate anche, non so, all'interno di un portico oppure per decorare magari degli ambienti, magari delle vetrine, oppure ancora, non so, utilizzate per matrimoni. Poi voi potreste anche mettere delle piccole lucettine. Vi farò vedere poi l'effetto notturno. Io ho sparato della luce contro le mie ghirlande, contro le mie cascate di fiori e vedrete che risultato. Io sono stata fortunata perché ho trovato i cartoni delle uova rosa, però poi per i cartoni colorati, insomma quelli grigi, quelli normali, voi potete anche utilizzare delle bombolette spray, che io ho utilizzato poco in realtà per questa composizione. Direi che siamo pronti? Possiamo cominciare? Io vi ringrazio perché ogni volta ci seguite sempre di più, siete tantissime, grazie per seguire Noi Mamme Creative, grazie per seguirci nei tour, mi raccomando condividete i nostri tutorial, insomma aiutateci a farci conoscere, mettete tanti like, lasciate tanti commenti, noi risponderemo, insomma siamo qui per voi, ok? Ora vi abbraccio tutte quante, baci e a presto da Maria Veneziano con un altro tutorial. Allora ragazze, in questo tutorial vi faccio vedere come nascono le mie ghirlande. Vedete, ho utilizzato tantissimi cartoni delle uova e adesso a poco vi faccio vedere in maniera super velocizzata come queste ghirlande prendono forma e prendono vita. La fatica è stata tanta e le mie cascate sono davvero tantissime. Ovviamente nelle vostre case potrete utilizzare delle cascate di fiori più piccole, come vi consigliavo prima, mettere anche delle lucettine per creare magari degli angolini di lettura o degli angolini relax. Il video è super veloce, ma vi voglio far capire quanto tempo è stato impiegato per realizzare queste cascate. Diciamo un passo a passo super veloce e poi di seguito troverete invece il tutorial per realizzare i fiori. Tempi tecnici per la realizzazione? Per la verità non ho calcolato i tempi, so che ci ho dedicato oltre 2 settimane lavorandoci la mattina, il pomeriggio e la sera. Più che altro munitevi di una forbice buona. Vi domanderete, ma perché continuo a chiamarle ghirlande? Perché all'inizio dovevano essere proprio delle ghirlande, poi in realtà si è deciso insomma di farne dei rami, insomma delle cascate floreali, quindi passatemi questo termine, va bene?
E adesso vi faccio vedere come recuperare un cartone delle uova. Dopo aver staccato il coperchio, tagliate questa parte, vedete, alla loro base. Queste piccole piramidi. E le mettiamo da parte. Poi scomponiamo il contenitore e mettiamo da parte tutti gli alveoli. Realizzare i mini fiorellini è davvero semplice. Bisogna semplicemente fare 4 tagli, come vedete, e poi arrotondare i petali e il fiorellino è pronto. Passiamo ora agli alveoli. Il procedimento è lo stesso utilizzato per i fiorellini. 4 tagli e poi andiamo ad arrotondare i petali e i fiori sono pronti. Lo step successivo è quello di andare a recuperare completamente il coperchio. Con questo infatti andremo a realizzare 2 fiorellini. Il procedimento è semplicissimo e io vi rimando ad un tutorial che è già caricato nel nostro canale YouTube dove potrete imparare a realizzarli. Devo dire che io sono stata molto fortunata, nel senso che qui in Francia i cartoni delle uova sono tutti colorati. Però se voi trovate solamente quelli, per intenderci, di colore grigio, potete tranquillamente colorarli con le pitture che avete in casa e perché no, magari facendovi aiutare dai vostri bambini. Ed ecco qui come ho recuperato la scatola dei cartoni delle uova. Ed ora andiamo a comporre il ramo. Ho creato dei piccoli fori aiutandomi o con una puntina o con un ago oppure ancora utilizzando lo stesso fil di ferro. Ogni ramo è lungo circa 5 metri, quindi 5 metri di fil di ferro. Ad ogni ramo ho inserito circa 35 fiori in questo modo, alternando i fiori piccoli e i fiori più grandi. Ho piegato poi il ramo in 2. Ogni fiore poi dovrà essere bloccato con un po' di colla a caldo per evitare che scenda. Allora, io vi ho dato dei numeri per le mie composizioni floreali, ma voi dovrete scatenare la vostra fantasia e realizzare rami secondo il vostro gusto e piacimento. Le ghirlande poi per essere trasportate sono state imbustate con queste buste proprio utilizzate dai fioristi.
e poi caricate in macchina. Ecco qui vi faccio vedere come sono state installate a Creativa Saragozza in Spagna. Che ne dite? Semplici, di grande effetto, diciamo che ci vuole solo un po' di pazienza. Mi raccomando, divertitevi. Ciao!